Stasera siamo qua al Bibiena con i nostri insegnanti e con i nostri ragazzi. Abbiamo avuto questi contatti da tempo piacevoli con la Fondazione Comunità Mantovana in primis e poi con l'associazione Il Grande Cuore dei Mantovani. Stasera la nostra fondazione, la nostra scuola presenta uno spettacolo che abbiamo sperimentato per la prima volta l'anno scorso nei nostri teatri dell'Oltrepo, quindi a Quistello e a Poggiorusko. Adesso invece abbiamo fatto un po' il salto di qualità, per cui i nostri ragazzi si esibiranno questa sera in questa splendida cornice, ripercorrendo quelli che sono i successi più importanti degli ultimi decenni del Festival di Sanremo. La giornata di oggi è la prima attività che viene fatta in pubblico per quel che riguarda il nuovo progetto che abbiamo sull'infermiere di vicinato. È importante perché è il primo momento per poter spiegare che cos'è l'infermiere di vicinato nelle nuove e perché è la prima raccolta fondi che facciamo sempre in questo senso, sempre con questo obiettivo. È un progetto di rete che coinvolge 3 centri sociali di Mantova, della città di Mantova, e questi stanno lavorando per mettersi in rete per poter avere una copertura dell'infermiere di vicinato più completa e soprattutto garantirla anche nel tempo. Questo è quello che si sta facendo, l'obiettivo che ci siamo posti per questi 2 anni che andiamo ad affrontare. Ma poi soprattutto il fatto di riuscire a trovare a pochi metri da casa, all'interno del proprio quartiere, un servizio, senza dover fare magari lunghi viaggi, lunghi spostamenti per trovarlo. Quindi questo secondo me è il valore aggiunto di un progetto di questo genere, che valorizza ulteriormente il ruolo del volontariato. Noi diamo volentieri la nostra disponibilità a fare queste manifestazioni, diciamo, perché sono ragazzi che meritano questi palcoscenici, perché hanno delle grandi qualità e quindi credo che sia corretto per loro e per i nostri insegnanti uscire un po' dai nostri confini territoriali per portare la nostra esperienza e il nostro entusiasmo, voglio dire, anche qua in città Mantova. So